Buongiorno, ben ritrovati a un appuntamento con A Voi la Linea. Le prenotazioni per la terza dose anti-Covid per i quarantenni partiranno lunedì. È questa la decisione del governo e della regione, che apriranno le agende con una settimana di anticipo. Il lunedì successivo, ovvero il 29 novembre, dovrebbe scattare la zona gialla, anche se, ha detto il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, con i dati di oggi lo saremmo già. La comunicazione è arrivata stanotte. Questa mattina sono già partite le disposizioni per le aziende sanitarie e da lunedì 22 sarà possibile prenotarsi nella fascia over 40, come è stato stabilito dalla gestione commissariale, condividendo ieri tra il governo e le regioni questa anticipazione. Quindi la macchina sarà a regime nei termini che sono stati stabiliti, anticipando di una settimana questa cosa. È evidente che adesso il problema sono le adesioni. Noi scontiamo un ritardo nelle adesioni che speriamo possa vedere un'accelerazione. C'è un po' di timidezza nell'adesione alla terza dose e tutti quanti insieme dobbiamo far comprendere quanto la somministrazione della terza dose sia un aspetto molto importante. No, di fatto la zona gialla con i numeri di ieri e vedrete con i numeri di oggi c'è già, quindi solo che probabilmente scatterà la prossima settimana. Ormai il calcolo viene fatto sui dati di ieri siamo sotto di 3 e i numeri non sono un'opinione, i numeri sono quelli lì e noi sulla base di quei numeri, come sempre abbiamo fatto, raccontiamo le cose come sono. Io non credo che il problema di dire mettiamo un po' di posti letto in più perché stiamo sotto la soglia, perché non cambiamo colore, questi sono giochi che non ci aiutano anche nei confronti dell'opinione pubblica e nella serietà con la quale abbiamo sempre gestito questa situazione. Il problema secondo me è un altro, è sicuramente la partita della terza dose, c'è il tema della efficacia del Green Pass con una coerenza tra la durata del Green Pass e la durata dell'efficacia vaccinale e c'è, secondo me, come bene hanno detto in più occasioni, direi buona parte dei presidenti delle regioni a partire dal presidente Fedriga, questa vicenda non può pensare di penalizzare le persone vaccinate rispetto alle non vaccinate. Questo è un tema di serietà che io credo debba essere affrontato. Se io sono vaccinato, ho scelto di vaccinarmi, non posso pensare in una situazione di rialzo del contagio di avere la stessa agibilità che una persona non vaccinata, cioè di applicare le stesse regole restrittive che invece una persona non vaccinata, per le ragioni che sono evidenti. Il vaccino non è soltanto una risposta sanitaria, è anche un atto di responsabilità sociale, perché dietro alla sicurezza sanitaria c'è la vita di relazione, c'è l'attività economica, c'è quella libertà alla quale coloro che continuano a sostenere che il vaccino non serva e continuano a appellarsi a quello, ecco, c'è quella libertà lì. Scontiamo un problema che non è un problema banale. Noi abbiamo oggi superato le 500 unità di persone tra sospensioni e contagi, quindi vuol dire che il sistema oggi ha 500 persone in meno che possono essere a disposizione di questo sistema e abbiamo 70 persone che devono avere la proroga del contratto della gestione commissariale in un fabbisogno che era di 140, quindi è chiaro che noi oggi scontiamo anche da questo punto di vista una difficoltà del personale che è determinata da tutte queste situazioni. Vicepresidente, c'è un tema anche dei paesi limitrofi. L'Italia è quella che ha fatto la campagna vaccinale più importante. Alcune zone pagano una storica reticenza verso il vaccino, ovviamente riferimento al Friuli Venezia Giulia, e siamo circondati però da nazioni dove la campagna vaccinale non è andata così bene e questa cosa ricade anche su di noi. Ieri si è parlato anche di controlli maggiori ai confini. Ma guardate, io sono contento che si torni su questo tema, io lo dico dal gennaio 2020, nella prima stesura della prima ordinanza avevamo sostenuto, quando l'Italia aveva chiuso i voli con la Cina, ma la Cina aveva la possibilità con i propri voli di raggiungere Mosca e Mosca-Lubiana, significava che una persona che arrivava dalla Cina, invece di arrivarci con un volo, arrivava al confine di Trieste.
Quindi noi abbiamo sempre posto questo problema, ma non per dire chiudiamo i confini. Mi fa particolarmente spiacere che qualcuno che ci ha accusato di voler chiudere i confini oggi ci dica che questo è un problema. Noi lo diciamo da gennaio dello scorso anno. Purtroppo qui è mancata, secondo me, una solidarietà europea nel governo di questo sistema, cioè i meccanismi di sicurezza e di sorveglianza sanitaria sono stati molto diversi. Però io credo che non sia accettabile che ci sono dei paesi che non consentono agli italiani di andare in quei paesi in determinati momenti e adesso qui ognuno fa quello che vuole. Questo non è giusto nei confronti di tutti. La Banca d'Italia ha presentato questa mattina a Trieste il rapporto sull'andamento dell'economia regionale. L'andamento degli ultimi 6 mesi è stato sicuramente positivo, ma avverte l'Istituto di Vigilanza ci sono alcuni elementi di criticità che preoccupano le imprese. Direttore, com'è la situazione dell'economia del Friuli Venezia Giulia nella fotografia della Banca d'Italia? La fotografia è una fotografia molto positiva per quanto riguarda i primi 6 mesi dell'anno, però all'orizzonte ci sono dei fattori di rischio che preoccupano complessivamente gli imprenditori che noi abbiamo intervistato durante un sondaggio recente fatto durante il mese di ottobre. I primi 6 mesi sono stati molto positivi dal punto di vista della crescita del prodotto. L'indicatore che noi elaboriamo si chiama ITER, che tende appunto a riprodurre con una frequenza molto più elevata rispetto alle statistiche ufficiali, riproduce l'andamento del PIL, è cresciuto del 12% nei primi 6 mesi dell'anno. La produzione industriale è cresciuta di quasi il 25% e le esportazioni del 28%. In questi due ultimi casi siamo già a dei livelli che sono superiori a quelli pre-pandemia. La condizione delle imprese poi è positiva dal punto di vista, diciamo, della liquidità, delle vendite, del fatturato e dalle nostre interviste anche dal punto di vista dello sviluppo di piani di investimento. Ci sono però in questo quadro così positivo anche elementi, diciamo, meno soddisfacenti e quello in particolare mi riferisco all'andamento del settore terziario. Andamento dei consumi, abbiamo una crescita che è contenuta e che ci fa immaginare che il recupero dei livelli pre-pandemia avverrà in un periodo di tempo abbastanza lungo. Il settore terziario ovviamente si è ripreso durante il periodo estivo quando sono stati allentati, diciamo, le restrizioni ai movimenti delle persone e sono fatti progressi nella campagna vaccinale. Però ovviamente è un settore che vive degli andamenti, diciamo, della situazione epidemiologica e di conseguenza per il futuro ci sono timori riguardo appunto a possibili ricadute negative dovute a restrizioni per un peggioramento della situazione sanitaria. Quindi è una situazione di salute, c'è qualche timore legato ovviamente alle materie prime, ai costi dell'energia e chiaramente alla pandemia, però possiamo dire che rispetto al 2021 è un anno a segno più e questo nelle previsioni non c'era, questa è una buona notizia tutto sommato. Assolutamente sì, le imprese come lei diceva hanno faticato in alcuni settori, diciamo, nel reperimento degli input produttivi, materie prime e beni intermedi, hanno ovviamente sofferto anche l'aumento del costo dell'energia e anche degli stessi fattori produttivi, hanno subito i ritardi nella consegna delle materie prime, quindi questo è stato un elemento sicuramente negativo. Sull'aumento dei costi dell'energia e dei fattori produttivi ovviamente c'è l'effetto sul trasferimento di questi maggiori costi sui listini e in parte anche sulla riduzione dei ricavi, ossia dei margini di guadagno.
Se il fenomeno è transitorio, ovviamente si tratta di un effetto che sarà limitato. Se sarà più duraturo, ovviamente questo avrà conseguenze peggiori. E un aumento dei prezzi ovviamente va a incidere sulla capacità, sul reddito disponibile delle famiglie, e questo ovviamente si traduce a sua volta con un effetto negativo sulla loro capacità di spesa. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ci troviamo tra poco, da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea. Ora andiamo a Udine, dove ci sono stati realizzati dall'amministrazione comunale 106 posti auto nella zona esterna dell'ex frigo. Oggi l'inaugurazione. Si tratta di un'area strategica per la vicinanza con la sede della regione. Paola Treppo e Paolo Bassi hanno seguito per noi il taglio del nastro. Sì, eccoci, siamo a Udine con il sindaco e il vice sindaco. Si inaugura uno spazio posteggio importante adiacente a un immobile altrettanto importante. Quanti posti, vice sindaco? Sono 106 posti, di cui 3 disabili. Praticamente questo spazio, che prima non era ovviamente curato, non era sistemato, adesso è stato dislocato proprio in modo tale che possa essere utilizzato dal pubblico, e viene anche recintato praticamente da, io la chiamo recintazione, quando sono le aiuole che contornano i parcheggi e gli stalli. Dall'altra parte abbiamo la roggia, ma tra la roggia e gli stalli c'è un'area verde con degli alberi, come vedete. Sotto ci sono tutta una serie di sottoservizi creati ex novo. Lavorando sul vecchio ci sono stati qualche problema, però abbiamo risolto quasi tutto. Rimarrebbe il fatto che c'è i punti luce, che sono, come vedete, 8 i punti luce che illumineranno il parcheggio praticamente per tutta la notte, ed è un servizio, credo, in questo quartiere che è molto importante. Tecnicamente ha avuto tutta una serie di scavi interni che ha comportato interventi parziali anche per le tubature, sia elettriche sia di scarico soprattutto fognario, che qui non era degli anni 50, in pratica non erano state fatte a suo modo, e facendo questo credo che il quartiere intero abbia un servizio di 106 posti in Piazzale Cella, in via Sabadini. È una cosa importante. Con non solamente posti auto, ma una riqualificazione che si avvia nella speranza anche di recuperare un edificio storico, signor sindaco. Sì, siamo di fronte al frigorifero, è un edificio tutelato dalle Belle Arti, anche se secondo me è di difficile recupero per la sua conformazione, per la sua soprattutto costruzione. Ma insomma qua abbiamo fatto domanda al governo se ci dà un finanziamento per poterlo recuperare, e siamo in attesa. Nel frattempo abbiamo demolito 2 capannoni che erano una bruttura unica nella città di Udine. Adesso vedete lo spiazzo molto più razionale, molto più ben organizzato, per permettere ai cittadini di poter parcheggiare. Ricordo che siamo vicinissimi alla sede della regione, quindi è un luogo molto frequentato e c'è necessità di parcheggi. Quindi abbiamo realizzato quest'opera, che adesso è gestita dalla Sosta e Mobilità qui della città di Udine. I prezzi sono molto contenuti, con 2 euro si può lasciare la macchina tutto il giorno, se no sono 0,40 centesimi per ora. Quindi la possibilità a tutti di poter parcheggiare senza dover sborsare grandi cifre. Quindi un'opera secondo me importante e realizzata anche in tempi rapidi, però non può essere completata quest'area perché purtroppo c'è questo ex frigorifero che è lì e che ci guarda, ma nel frattempo abbiamo realizzato questo spazio per le macchine. Allora, grazie al sindaco Fontanino e al vice sindaco Michelini, e qui da Udine è tutto, ti restituisco la linea.
Sarà visitabile fino a lunedì la 32esima edizione di Idea Natale, l'ente fiera di Martignacco con più di 100 stand. Ieri si è tenuta l'inaugurazione assieme all'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini e le campionesse friulane paralimpiche Katia Aere e Giada Rossi. Ha preso il via la 32esima edizione di Idea Natale, visitabile fino a lunedì 22 novembre, per anticipare l'acquisto dei regali, anche quelli solidali. Con oltre 100 espositori, un palinsesto di 50 eventi gratuiti per adulti e bambini. Ci sono alcuni temi trasversali, per cui certamente qui ritroviamo l'addobbo, ritroviamo il regalo, ritroviamo il libro, ma ritroviamo anche il territorio e ritroviamo soprattutto anche i regali solidali. Il tema della sostenibilità arriva perché ci sono le auto elettriche e c'è ad esempio Sappada che presenta il progetto Plastic Free. Quindi le contaminazioni sono molte, anche in cucina. Avremo i laboratori e gli show cooking e quindi ci sarà la possibilità di vedere ma anche di sperimentare. In locali rinnovati, più accoglienti e credo che questo sia un bellissimo biglietto da visita anche per quel rilancio che questi luoghi meritano perché sono al cuore della nostra regione. Sto apprezzando, perché stiamo facendo il giro un po' di tutti i padiglioni, sto davvero apprezzando l'eleganza di questa esposizione. E soprattutto l'area di Natale, di questi tempi, credetemi, sentire insomma la vicinanza al Santo Natale penso faccia bene un po' a tutti. Mi permetto e colgo l'occasione della televisione per fare un appello a chi ancora non si è vaccinato: fatevi un regalo per Natale e fateci un regalo per Natale, vaccinatevi. Giada Rossi oggi qui presente a Idea Natale, dopo i tuoi successi qui comunque era importante la tua presenza anche per un segnale di ripartenza. Sì, per me è un grande onore fare parte appunto di questo segnale di ripartenza, di questa fiera Idea Natale, che con l'augurio appunto di ritornare pian piano un po' alla normalità e tornare a condividere le emozioni. Quello che lo sport insegna, il periodo del Natale secondo me lo amplifica ancora di più. Intanto complimenti per i risultati ottenuti e anche per essere qui, perché da te anche un bel messaggio, voi campionesse, in questa fase di ripartenza anche di Idea Natale. Sì, come dicevo prima, per me è stato un piacere e un orgoglio poter essere qua, insomma, come madrina di questa fiera che ho sempre vissuto ogni anno, insomma, con attesa, perché era proprio un evento che si attendeva nell'anno. E tornare in presenza è fondamentale per noi, per i cittadini che hanno la possibilità comunque di gustarsi questi eventi dal vivo e non più magari come capitava in precedenza o con i ricordi oppure nelle immagini televisive, ma è importante anche per tutti gli operatori, per tutti coloro che espongono e hanno la possibilità comunque di vendere, far conoscere i propri prodotti, le proprie attività. Il presepe di Lignano è presente qui, anche qui a Idea Natale, una piccola anticipazione, Manuel. Sì, hai detto giusto, un'anticipazione in vista dell'inaugurazione di Lignano Natale da Mare, prevista per il 4 di dicembre. Abbiamo pensato, su invito appunto di Fiera di Udine, che chiaramente è stato subito da noi accolto, di dare un'anticipazione ai visitatori che qui potranno appunto avere un assaggio del grande presepe di sabbia, il cui tema verrà svelato e le porte saranno aperte insieme all'inaugurazione di tutta la kermesse natalizia di Lignano. Nel pomeriggio di sabato presenteremo due cose: una certificazione, la prima località in Italia che ha questa certificazione di località sostenibile, e poi il progetto che l'amministrazione di Sappada sta ormai portando a termine, un progetto sul plastic free realizzato con il supporto e l'aiuto dei bambini delle scuole. Il commercio, il Natale è il momento topico, il momento in cui c'è anche più fermento, c'è più festa, c'è più, non so, un clima positivo anche per i commercianti che vendono, quindi è un momento molto bello. Arrivare qua in fiera è molto piacevole anche perché subito viene accolto dai profumi del Natale, no? E quindi vedere anche tanta gente, il parcheggio pieno, mi ha riempito di speranza.
Siamo allo sport, trasferta ostica per la UEB Gesteco Cividale che domani sera affronterà San Vendemiano, lo scorso anno ad un passo dalla finale playoff, e la partita verrà trasmessa da Telefriuli a partire dalle 23. Tocca San Vendemiano che è un avversario ostico. Trasferta vicina, quindi comoda, abbiamo tantissimi tifosi che ci seguiranno nel limite di quello che possa essere la capienza del palazzetto, però vicina, tanto vicina quanto insidiosa. Abbiamo un grande rispetto per San Vendemiano, che ormai è una big di questo campionato. Lo scorso anno è arrivata vicinissima ad affrontarci in finalissima, ha perso in gara 5 con Fabriano, dopo essere stata avanti 2-0. Quest'anno hanno un po' rifatto la squadra, ma hanno grande competenza, hanno grande solidità. Sicuramente è un competitor importante e quindi credo sia una partita che vale anche per la classifica. Forse è la prima volta quest'anno che cominciamo a guardare la classifica e sono curioso di vedere come la squadra reggerà la pressione. La squadra come sta? Sta bene, ha ritrovato adesso tutti i giocatori, quindi a parte mio figlio che si è scavigliato, tutti gli altri, quindi non ci sarà, gli altri 9 sono a disposizione, ci stiamo allenando bene e siamo reduci da 5 vittorie di fila, abbiamo vinto la prima, perso la seconda, poi abbiamo sempre vinto, quindi insomma il calendario è stato anche abbastanza difficile con noi perché ci ha dato un sacco di trasferte, però abbiamo risposto bene. Adesso abbiamo ancora questa trasferta contro una squadra forte, ripeto, è ora anche cominciare a guardare un po' la classifica perché il finale di giornata andata si avvicina e quindi sono curioso, ma non ho dubbi che la squadra sarà all'altezza della situazione. Ecco, lei ha già detto che le squadre sono cambiate tanto, anche San Vendemiano e anche Mestre che è lassù davanti a voi in classifica. Come guardate questo avversario in vista dello scontro diretto tra qualche giornata? Credo che sia da guardare prima San Vendemiano. Se guardo un campionato intero mi fa paura. Ho grande rispetto per San Vendemiano, anche Mestre che ha rifatto un po' tutto il roster, però facciamolo una per volta. Intanto stiamo scoprendo che le Lombarde poi non sono questo babau che ci aspettavamo. Alla fine forse il primato ce lo giocheremo proprio le due venete, San Vendemiano, Mestre e noi, però ripeto è ancora un po' presto, di sicuro c'è un po' di curiosità ad affrontare questa partita che vogliamo vincere. Se dovessimo vincere credo che poi sarà anche il caso di gettare la maschera, lo dico con assoluta serenità perché poi insomma il campionato è ancora pieno di opportunità. Di sicuro cominciamo a giocare, come dicevo prima, sul serio, quindi sia Mestre che poi affronteremo missione 12 dicembre che San Vendemiano diranno qual è il livello di questa Gesteco in un'ottica anche di fine campionato. Ecco, scorsa partita contro il Lumezzane che deve fare un altro campionato rispetto a quello di Cividale. Sì, noi abbiamo fatto una partita superba, abbiamo affaticato per 3/4, ma questa è la palude della B. Vai in un posto difficilissimo da raggiungere, tanta pioggia, arrivi, giochi, i primi 2/4 fai un po' fatica, poi però alla lunga esce la differenza tecnica fra le due squadre, poi alla fine vinci di 20, torni a casa felice, ma non dobbiamo però sottovalutare le difficoltà che abbiamo affrontato. Io credo che la nostra squadra sia più una squadra da big match che da queste partite qua, perché abbiamo giocatori che hanno bisogno anche di grandi stimoli, giocatori che sentono la grande partita e per questo sono fiducioso che sabato giocheremo una grande partita contro un grande avversario e poi penso che poi vinca il migliore, speriamo di essere noi migliori. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.